E vissero tutti felici e contenti. Con questa espressione terminano le favole, ma non questa. Questa è ancora alla ricerca di un finale. Buongiorno e buona domenica amici di Sportisi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la finale di Coppa Trinacria che vede affrontarsi Real Sicilia e Palermo Futsal Club. John va in avanti, allarga il gioco, Gennaro, palla in mezzo per la Fiora! E poi il palo! Subito a negare il gol al Palermo Futsal Club che dopo soltanto 30 secondi va subito vicinissimo al vantaggio. La Fiora vuole calciare lui, Calamia, poi Gennaro e ancora una volta super gambino. La Fiora calcia! Vito La Fiora la mette lì dove Calamia non può mai arrivare e sblocca il risultato 0-1 per il Palermo Futsal Club. Chi se non Vito La Fiora? Catania sbaglia tutto, qui regala Grillo che può ripartire, lo ferma però Chinnici, è un 2 contro 3, Gennaro con la punta e ancora Calamia super protagonista di questo match, Giuseppe Calamia ci ha provato con la punta Gennaro, non ci è riuscito, palla in calcio d'angolo. Pucci per Zangara che può puntare la difesa, Zangara e perde Chizzi, mette la mano nel punto giusto ed è calcio d'angolo, che tiro di punta di Zangara. Presidente Lentini ma anche Mister Good vorranno scongiurare tutto ciò. Va Grillo con il è uno schema che funziona! D'Amico 1-1, la ripresa Real Sicilia con D'Amico. Un grandissimo schema come il Palermo Futsal Club, anche il Real Sicilia trova il modo di pareggiare e lo fa con un calcio piazzato. Grillo apre, D'Amico conclude 1-1. Gennaro adesso è un momento favorevole per il Real Sicilia. Gennaro le finte, calcia, Calamia va giù con ginocchio, poi cerca un intervento irregolare che non c'è però. Si complica tanto la vita Lorenzo Chinnici, che serve anche per Di Chizzi, pressione molto alta adesso Real Sicilia. Billetteri apre benissimo Chinnici, è un 2 contro 1, Billetteri per Gennaro, guarda la porta, va al secondo palo, Billetteri! La palla è entrata dopo anche una deviazione. Magia assoluta di Lorenzo Chinnici che pulisce il pallone, contropiede ed è 1-2. Poi D'Amico, ancora Grillo, vuole il sinistro e calcia per Di Chizzi. Poi Zangara mette in mezzo, palla che passa per De Simone e per Di Chizzi mette tutti d'accordo. Intanto dentro anche Lorenzo Lopez per Lorenzo Chinnici. E poi direttamente alle parti di Calamia, adesso controlla il Real Sicilia, Zangara la controlla per Di Chizzi, poi Grillo e Chinnici si immola per parare questo tiro. È vivo più che mai Real Sicilia, cerca uno spiraglio in mezzo a due maglie nere, riesce anche a passare Zangara, che qualità. Poi per Di Chizzi su John va giù, rischia tanto Zangara qui. Poi la Fiora sul sinistro, Calamia, Gennaro 1 del risultato, non la riesce a portare lontano Calamia. Gennaro ne approfitta il tap-in e fa 1-3, Tris Rosanero. Sanchez prova il destro, si distende per Di Chizzi ma non la tocca. Poi D'Amico per Grillo, salta per Di Chizzi ma poi con il piede riesce a negargli la conclusione diretta verso la porta. Ancora un'altra volta miracolo di Di Chizzi che la tiene lì molto bene. La Fiora avanza, può calciare, Calamia mette sopra in calcio d'angolo. Invece Gennaro chiede una palla in profondità, la riceve adesso Gennaro, avanza Gennaro con la punta, non è preciso, forse col sinistro avrebbe potuto fare di più. Palla fuori con Calamia che riparte a 1000 verso Sanchez. Pace col sinistro, le finte, Pace calcia e riapre la partita Antonino Pace col destro, non è il suo piede, buca per Di Chizzi. 2-3. Gennaro verso Chinnici che spazza, poi Gennaro non arriva, fischietto in bocca, triplice fischio e vince la Coppa Trinacria il Palermo Futsal Club con il risultato di 2-3 al termine di una finale super contro il Real Sicilia.